lunga sosta come quella natalizia può ricaricare le pile di una squadra o viceversa arrugginire i meccanismi di gioco prima ben oliati. Oggi vedremo cosa è successo a Baiardo e Serra Riccò, che si affrontano per la seconda di ritorno di promozione B. I neroverdi padroni di casa sono secondi a -4 dal Magrazzurri, che guida il girone ma è stata bloccata sull'1-1 la scorsa giornata proprio dal Serra Riccò, maglia giallo-blu, che è settimo a +4 sulla zona play-out. Risultato di andata: Serra Riccò 1, Baiardo 2. Malgrado sia il Baiardo a fare la partita nei primi 20 minuti, il primo tiro nello specchio della porta è effettuato al 17° dal Serra Riccò con Ronco, che ci prova dal limite. La deviazione di un difensore non mette affanno a Belloro, che trattiene la sfera. Si fa vivo anche il Baiardo dalle parti di Fuselli, che difende bene il suo palo respingendo una conclusione di Lombardo. Alla mezz'ora Ronco non sfrutta al meglio una punizione dal limite calciando centrale, parata agevole per Belloro. Un primo tempo decisamente poco emozionante termina così a reti bianche e il montaggio di Andrea Giannotti ci mostra la ripresa. Al 60° Crosetti approfitta di un po' di libertà a sinistra per effettuare un cross. Fuselli respinge, ci prova Lombardo ma sulla sua strada trova un difensore a dirgli di no. Al 66° il Baiardo sblocca il punteggio. Bertulla riceve sulla destra, si incunea in area e conclude di potenza. Ci pensa la traversa ad accompagnare la sfera in rete. Per il capitano neroverde è il 9° centro in campionato. La reazione del Serra Riccò non si fa attendere. Cross in mezzo per Lobascio, che si gira in un fazzoletto, conclude rasoterra, ma Belloro distinto se la cava alla grande. Ancora Crosetti manda in tilt la difesa giallo-blu saltando da Ronche e impegnando Fuselli in una grande parata di piede. Negli ultimi 5 minuti la partita cambia completamente. All'86° Matranga va sul fondo e apparecchia in mezzo, dove Lobascio, appostato sulla linea di porta, non può proprio sbagliare. Nono gol stagionale anche per Lobascio e Serra Riccò che raggiunge il Baiardo sull'1-1. Al 90° il match si ribalta. Un uomo del Baiardo resta a terra nel cerchio di centrocampo, ma gli ospiti continuano l'azione. Belloro para un tiro insidioso di Lobascio, ma non può nulla sulla seguente battuta a rete di Perfumo, che vale l'incredibile 2-1 per il Serra Riccò. Il Baiardo insorge contro l'arbitro del Serra Riccò, che ha continuato l'azione, e l'allenatore neroverde Poggi, entrato in campo, viene espulso per proteste. Al fischio finale è 2-1, punteggio che pesa come un macigno sulle ambizioni di alta classifica del Baiardo. Pur tra le proteste del Baiardo, il Serra Riccò si conferma squadra indigesta alle grandi del torneo ed espugna Sant'Eusebio per 2-1.